Quando ci scappa il morto, a Genova si è consumata per la verità una vera e propria strage, allora le accelerazioni diventano quasi marcia ordinaria. Gli ostacoli, gli intoppi all'improvviso sembrano dissolversi. Ad Agrigento il destino del viadotto Morandi, che porta lo stesso cognome del ponte crollato in Liguria perché progettato dallo stesso professionista, torna ad essere un tema di grande attualità. Per il 7 settembre è stato convocato un vertice per fare il punto della situazione, per capire come bisogna muoversi alla luce anche dei tragici eventi di Genova. Il sindaco Firetto, d'intesa con l'Ente Nazionale per le Strade, ha ritenuto opportuno avviare un tavolo di confronto al quale prenderanno parte la Soprintendenza dei Beni Culturali, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, l'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, il Genio Civile e il Libero Consorzio di Agrigento. L'ANAS sta in queste ore prendendo in considerazione anche l'eventualità di dover abbattere un tratto del viadotto. Stiamo approfondendo, è stato detto assieme a Palazzo dei Giganti, alcune valutazioni legate al miglioramento dell'impatto paesaggistico ottenibile attraverso la demolizione del solo viadotto a Cragas 1 e il potenziamento della viabilità alternativa. Soluzione questa che tuttavia viene sottolineato comporterebbe un modesto allungamento del percorso e qualche incertezza sui tempi di autorizzazione del tratto di nuova realizzazione. E intanto l'ordine provinciale degli ingegneri di Agrigento oggi prende posizione. Solo pochi mesi fa avevamo lanciato un appello alla politica, si legge in una nota, affinché ascoltasse la voce delle professioni tecniche sul tema. Ma la proposta è praticamente caduta nel vuoto e siamo ancora in attesa che venga convocata un'annunciata seduta di Commissione Ambiente all'Assemblea regionale siciliana. Oggi ribadiamo quanto abbiamo sempre espresso: nessuna scelta venga presa senza valutare concretamente, si puntualizza nella nota, gli effetti che essa avrebbe sulla collettività. Ma le attenzioni e le preoccupazioni in queste ore attraversano anche altri viadotti presenti nel territorio, in particolare quelli presenti a Porto Empedocle, già finiti recentemente alla ribalta della cronaca per lo stato di salute dei piloni.